Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli occidentale in primo piano. In apertura l'economia, perché è stato sottoscritto un importante accordo tra Confindustria Alto Adriatico, Autorità Portuale di Trieste e Interporto di Pordenone. L'intesa prevede almeno un collegamento ferroviario al giorno per spostare merci tra Pordenone e Trieste con una settantina di container. Un accordo per lo sviluppo di un primo collegamento ferroviario tra il porto di Trieste e l'Interporto di Pordenone, che prevede anche l'accettazione e la consegna del carico marittimo intermodale nella destra tagliamento, è stato sottoscritto tra i due enti e Confindustria Alto Adriatico. Mettere insieme la città della scienza e della logistica in questo caso e la città della manifattura, il territorio della manifattura, era un progetto e sta diventando una realtà. Questo significherà integrare tutte le piattaforme logistiche esistenti in questa regione e legarle in modo forte ad una enorme, grande realtà logistica che è il porto di Trieste. Alla base dell'intesa, la cui operatività è prevista entro la metà del prossimo febbraio, con un flusso di circa 70 container andata e ritorno al giorno, c'è la necessità di implementare efficienti collegamenti ferroviari intermodali. Questo passaggio di oggi è fondamentale perché ci permette di arrivare a questo tipo di obiettivo, cioè il fatto che il porto non è solamente un soggetto che si inserisce e che addirittura in alcuni casi può essere di vantaggio per soggetti esterni al territorio, ma invece il porto, anche attraverso le sue relazioni con soggetti esterni, determina delle economie positive per i soggetti che sul territorio stanno. A fare da regia alla regione che ha sostenuto il progetto. Per l'Interporto di Pordenone una grande opportunità a livello economico. Il nostro settore trainante è la metalmeccanica e il mobile arredo, no? Insieme agli elettrodomestici. Questi sono quelli classici, però a questo si aggiunge un interessante comparto dell'agroalimentare che è il vino, tanto per incominciare, e il mondo sostanzialmente del rifornimento delle materie prime. Il Friuli Venezia Giulia da domenica si ritroverà in zona arancione. Oggi in Italia è andata in scena la protesta Io Apro, ma sono state praticamente nulle le adesioni nel pordenonese. Anche chi pensava di tenere alzate le serrande dopo le 18 ha dovuto desistere. L'iniziativa di protesta Io Apro non ha attecchito nel pordenonese, dove le serrande si sono puntualmente abbassate in tutti i locali, bar, pub e ristoranti alle 18. I gestori, anche raccogliendo l'appello della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi di Confcommercio, hanno preferito rispettare le regole e dedicarsi all'asporto o al delivery. A Pordenone non sono mancati i controlli da parte delle forze dell'ordine, che hanno riscontrato il rispetto delle regole. Anche chi aveva intenzione di protestare, alla fine, per diversi motivi ha desistito, come nel caso del King Pub, già protagonista in precedenza di alcune proteste. Eravamo pronti a protestare e continuare con l'apertura, solo che negli ultimi 10 minuti ci è arrivata una comunicazione che in quanto abbiamo fatto una richiesta di un bando e questo bando, se dovessimo avere la chiusura, automaticamente ne perderemo i requisiti e la graduatoria. Non chiediamo le carità, ma chiediamo di poter lavorare garantendo la sicurezza delle persone, però utilizzando il buonsenso. Il settore dei pubblici esercizi del Friuli occidentale si appresta così ad avvicinarsi alla zona arancione, che scatterà da domenica. Da dopodomani bar e ristoranti resteranno chiusi, così come è stata prorogata la chiusura di impianti sciistici fino al 15 febbraio, piscine, palestre, teatri e cinema, oltre al divieto di spostamento tra regioni. Ci occupiamo ora dei numeri odierni riguardo il coronavirus. Oggi in Friuli Venezia Giulia, su 7.625 tamponi molecolari eseguiti, sono stati rilevati 576 nuovi contagi, ai quali si aggiungono 122 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività del 9,15%. Sono inoltre 3.009 i test rapidi antigenici realizzati e in cui sono stati rilevati 221 nuovi casi, 7,34% di positività. I decessi registrati sono 24, ai quali si aggiungono 5 morti pregresse. Di queste, 9 riguardano il Friuli occidentale. I ricoveri nelle terapie intensive rimangono 68, mentre quelli in altri reparti sono 688. Numeri comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi. Ha preso avvio anche nel Friuli occidentale il servizio di telemedicina che consente ai medici di monitorare i malati cronici contagiati dal Covid, grazie a videochiamate e valori trasmessi via tablet. Questo progetto di telemedicina consente ai medici USCA e ai medici curanti
di monitorare, cioè con delle videochiamate, gli assistiti Covid positivi sintomatici con patologie croniche e di ricevere i parametri vitali per capire, cioè, quando queste persone necessitano di una visita domiciliare oppure di un ricovero. Quindi è un sistema che consente agli assistiti di sentire più vicini gli operatori sanitari e di sentirsi seguiti. Qual è la dotazione che viene data ai pazienti e qual è la dotazione che hanno i medici? Ai pazienti viene fornito un tablet ad uso dell'assistito o del suo assistente familiare, poi alcuni strumenti per misurare l'ossigeno nel sangue, la pressione arteriosa, la temperatura corporea. Queste misurazioni possono essere inserite nel tablet e quindi essere teletrasmesse con i monitoraggi quotidiani, cioè con i medici USCA o i medici curanti. C'è la possibilità di discutere quelle che sono le eventuali modifiche terapeutiche necessarie o quelli che sono i consigli sanitari utili per il caso concreto. La dotazione a livello regionale è di 1500 tablet, 500 per l'azienda sanitaria Friuli Occidentale. In prospettiva questa strumentazione rimarrà utile per la gestione a domicilio delle persone con patologie croniche che hanno difficoltà di mobilità e anche per i teleconsulti con gli specialisti. Andiamo a San Vito al Tagliamento, dove si è conclusa la riqualificazione della centralissima via Amalteo, che aprirà al traffico a metà febbraio. Ecco come cambierà la viabilità cittadina. A metà febbraio via Amalteo a San Vito al Tagliamento riaprirà al traffico, anche se a senso unico. Si è conclusa infatti la pavimentazione dell'ultimo tratto di via Pascatti, opera che chiude i lavori di riqualificazione della strada centrale della città e di Borgo San Lorenzo, costati complessivamente 1,5 milioni di euro. Il cantiere, tuttavia, non è ancora completamente esaurito. Resta la riqualificazione dell'area antistante la Torre Raimonda, dove in questi mesi sono stati portati alla luce, sotto la sorveglianza della soprintendenza, le tracce dell'antico ponte levatoio e del sistema idraulico della fossa. Qui la pavimentazione manterrà la vista e la rilettura della struttura del ponte levatoio, permettendo in caso di necessità il passaggio carrabile. Entro gennaio saranno definiti gli stalli per il parcheggio lungo la via, installate segnaletica digitale e nuova illuminazione. Per quanto riguarda la viabilità, Piazza del Popolo resterà pedonale e chiuso al traffico, mentre via Amalteo, come accennato, sarà a senso unico verso Torre Raimonda e zona 30, in modo che su tutta la strada sia i pedoni sia le biciclette e le carrozzine possano circolare in sicurezza, avendo sempre la precedenza. Con la riapertura di via Amalteo sarà ripristinato anche il pagamento delle strisce blu nel parcheggio Susanna e negli stalli del nuovo parcheggio in via Dante. Parliamo ora di cultura. Sacile, capitale del pianoforte. In partenza il concorso pianistico internazionale Piano FVG con audizioni online e senza pubblico. In gara 70 concorrenti da 16 paesi. Sono partite ufficialmente le selezioni del concorso pianistico internazionale del Friuli Venezia Giulia Piano FVG, tra i più prestigiosi a livello internazionale, che ogni 2 anni riunisce a Sacile giovani e talentuosi pianisti provenienti da tutto il mondo. Il concorso, realizzato con il Comune, la Regione, la Fondazione Friuli e la partnership di Fazioli Pianoforti, ha dovuto quest'anno riformulare le sue modalità di svolgimento con l'ideazione di una speciale piattaforma certificata di live streaming per lo svolgimento delle audizioni di questa prima fase. Piano FVG, sotto la direzione artistica di Davide Fregona, è il primo al mondo a sperimentare la rete globale dei concorsi con esecuzioni in diretta su una piattaforma live streaming appositamente realizzata per l'occasione. Presenti oggi al Teatro Zancanaro anche il sindaco Carlo Spagnolo e l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli. 19 anni stanno a significare che l'iniziativa è buona, bella e riesce ogni anno ad avere appeal. Considerato che ci sono 70 partecipanti che vengono da 16 paesi del mondo, e questo dà anche l'idea del contesto nel quale si colloca Piano FVG.
Le audizioni, rigorosamente in diretta e senza interruzioni, arrivano da prestigiose sale da concerto sparse in tutto il mondo, tra Milano, Salisburgo, Pechino, Londra, Mosca, Seul, per citarne alcune. Ma in questi giorni Sacile diventa anche sede delle selezioni. Fino a domenica si esibiscono a platea vuota una serie di concorrenti provenienti tanto dall'Italia che dall'estero. I concorrenti che supereranno questa prima fase si incontreranno in primavera a Sacile per le successive audizioni, che prevedono l'esibizione al Teatro Zancanaro con l'Orchestra di Stato della Romania. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Domani dopo la sosta torna in campo la Serie B e il Pordenone ospiterà a Lignano, fischio d'inizio alle 14, il Venezia. Mister Tesser punta al sorpasso sui veneti e sottolinea la mancanza di pubblico sugli spalti. Si viene dopo una sosta, si viene dopo aver ripreso a lavorare, dopo 35 giorni che si giocava e si viaggiava e basta, e quindi speriamo di aver fatto le cose per bene. E Venezia lo sta dimostrando, una squadra che sta giocando in maniera spregiudicata anche, con grande intensità di gioco, ben definito, propositivo, calcio molto offensivo. Quindi una bella squadra, una bella realtà di questo momento, quasi fine girone d'andata, è lì nelle zone alte e quindi sta facendo un campionato importante. E questo è Venezia che mi aspetto, spavaldo e in avanti come è andato nell'ultima partita esterna a Chievo. Ecco, dovremmo essere molto bravi a fare le cose giuste noi, le nostre, e pensare a limitarlo bene, ma pensare di far partita anche noi e non di subire sicuramente il Venezia. È un gran peccato di non poter ritrovare i tifosi in generale, ma i nostri tifosi in particolare allo stadio, a darci una mano, a far vedere il calcio, spero gioire il più possibile e deludere il meno possibile. Questo purtroppo, questa pandemia sta limitando tutto, sta limitando il calcio, sta limitando il lavoro, sta limitando tante cose, e giocare a calcio senza i tifosi è un po' più difficile, un po' più complicato, senza quell'entusiasmo che i tifosi ti portano a giocare. E con le parole di Tesser si chiude l'edizione del nostro telegiornale. Dopo di noi il quiz Lo Sapevo, condotto da Alexis Sabot. L'appuntamento con l'edizione di Pordenone ritorna lunedì alle 20:45. Grazie per essere stati con noi. Buon weekend.